L'abbiamo avuto sabato scorso, lo abbiamo anche oggi, per noi è sempre un piacere ospitarlo, Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL FSP Polizia di Stato. Ben ritrovato innanzitutto Padrone. Abbiamo sentito questo servizio, l'apprezzamento nei confronti degli steward, ma soprattutto dei nostri studi. Lei ha annunciato l'arrivo dal mese prossimo di 15 nuovi agenti in questura. Come potrebbe cambiare con gli steward, Polizia Municipale, Carabinieri e nuovi rinforzi in questura la città dal punto di vista della sicurezza? Diciamo che dal 18 insomma queste persone arriveranno a Pordenone. Io ho detto è un numero, chiaramente 15 persone, che non va a sopperire quello che è la perdita da 2008 a oggi su Pordenone ha un ammanco di 114 uomini, quindi voglio dire che 15 persone non possono chiaramente salvare lo stato della questura di Pordenone. Sono 15 persone che però saranno integrate sicuramente all'esterno e che potranno chiaramente dare un cambio come si diceva sabato, un cambio anche a chi da tanti anni chiede magari di cambiare ufficio e quindi magari troveremo delle persone con i capelli meno bianchi dei miei che finalmente cominceranno a girare in macchina. Quindi una sicurezza chiaramente totale, ma io ne parlavo questa sera col prefetto prima di venire qui e giustamente ci si commentava insieme che nonostante tutto la città di Pordenone, grazie all'amministrazione, grazie al questore che ha comunque saputo giostrare con gli uomini che aveva, quindi ognuno si diceva una volta fa il pane con la farina che ha, chiaramente, e quindi non ci sono stati ritardi negli interventi, ci sono stati purtroppo turni, servizi che hanno mancato di qualche operatore o quantomeno una macchina non poteva garantire l'H24. Oggi è possibile, sarà possibile avere 2 macchine per ogni turno e quindi nelle ore delle H24 ci saranno sicuramente 2 autovetture. Io dico ben venga, l'ho detto l'altra volta, questi servizi resi dall'amministrazione, chiaramente con dei costi perché non sono lì gratuitamente, però insomma se non potevamo e se non possiamo mettere più persone, ricordiamo ai telespettatori che in tutte le città d'Italia sono stati tolti i poliziotti di quartiere. Io ho criticato qualcuno che in campagna elettorale aveva proposto di rimettere in strada, però se non abbiamo uomini non si rimette nessuno a fare il poliziotto di quartiere, questo è ovvio, perché non è che sono cambiati i servizi o sono diminuiti, anzi vediamo che le manifestazioni di piazza c'è la polizia e i carabinieri, quindi non solo queste persone insomma che arrivano possono risolvere il problema cittadino, ma insieme, come è stato insieme, come abbiamo potuto raggiungere la possibilità che a Pordenone arrivassero le persone, dal ministro Minniti quando venne qui le aveva promesse, guardando un po' la situazione, no? Di quello che è lo stato dei profughi che gira nella regione del Friuli Venezia Giulia, quindi non poteva esimersi. Il problema che riguarda Pordenone e soprattutto no? Pordenone, Udine, c'è tutte quelle città dove queste persone arrivano costantemente, 20-30 persone al giorno, ma che arrivano dalla Carita, che arrivano comunque dai Balcani, non da quelli dove noi andiamo a prenderli in Sicilia. Prima abbiamo sentito il generale del Corpo d'Armata che ha parlato di questa situazione. Beh, queste sono mancanze di accordi internazionali, quindi queste persone continuano ad arrivare e continuano i nostri poliziotti, i carabinieri, forze dell'ordine a essere sul posto, anche da Pordenone. Sappiate che ogni mese partono 2 persone e vanno a dar manforte ai colleghi della Sicilia per questi sbarchi. Questa è l'assurdità, perché attenzione, adesso arrivano 15 persone, comunque dobbiamo continuare a mandare in giro le persone. Allora, quindi un po' come il cane che si morsica, ma è chiaro, diciamo, vanno via 15, arrivano 15, vanno via 20, cioè, sì, se diciamo il gap più 8, o meno 8 vanno via entro giugno, appunto, quindi allora ho detto non salveranno la situazione pordenonese, ma salveranno la possibilità, daranno la possibilità ai colleghi di poter girare, ma è giusto un turnover almeno nell'interno della questura, e di questo col questore e il prefetto ne ho parlato, perché è questo che dobbiamo fare oggi, dare la possibilità a chi per 20 anni, 25 anni non ha potuto cambiare ufficio e fare le notti, fare i turni sotto l'acqua, non è. Adesso aspettiamo di lavorare invece per la polizia stradale, perché anche la polizia stradale è sotto organico, soprattutto con Pordenone. Non abbiamo neanche macchine nel fine settimana, succede un incidente, bisogna sperare, invocare la provvidenza. Esatto, la provvidenza, perché? Sì. Perché l'autostrada paga per poter avere la polizia e il nostro ministero
dice vabbè andate là visto che vi pagano, non Bene. possiamo dire di no e pertanto siamo lì e non siamo in strada. Ci vediamo la settimana prossima, Alla grazie prossima. come sempre a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL FSP Polizia di Stato. Macabra scoperta nel pomeriggio di domenica a Venezia, all'interno di un'abitazione apparentemente abbandonata spunta un cadavere.